Buongiorno, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo con la campagna vaccinale in Lombardia. Questa mattina visita del generale Figliuolo, che è il commissario straordinario per l'emergenza Covid, visita a Gallarate, nell'ex caserma di Viale Milano, già operativa come centro tamponi e ora attrezzata per la somministrazione dei vaccini. Vediamo il servizio con le immagini di Domenico Ghiotto. Devo dire che ho visto un piccolo miracolo, perché considerate che qui, quando si è fatta questo studio, questa pensata, la natura si era riappropriata di questo posto. Mi dice Guido, non solo la natura, anche qualcuno che era venuto qua a divellere quello che era possibile utilizzare se l'era portato via. Adesso cambiamo pagina. Questo è diventato un centro per tamponi, come avete visto, e già funziona da un po' di tempo, in struttura campale, sempre messa a disposizione dalla difesa, e da oggi è un centro vaccinale, un mega hub che può arrivare fino a 60 linee, quindi può fare i cicli primari, i booster, attività per bambini. Ho visto anche una parte ludica già attrezzata per poter vaccinare i minori dai 5 a 11 anni. E sempre in tema di Covid, la provincia di Varese è tra le 17 province italiane in decrescita frenata, cioè quelle che dopo aver raggiunto e superato il picco hanno imboccato la discesa, seppure lenta, dei contagi. Questo emerge dalle analisi matematiche dell'Istituto per le applicazioni del calcolo Mauro Piccone del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in analisi che sono state rese note oggi. Intanto da oggi la provincia di Verbano Cusio Ossola e così l'intero Piemonte sono in zona arancione. Il Piemonte è infatti una delle 4 regioni, con Friuli, Abruzzo e Sicilia, che da oggi si aggiungono alla Valle d'Aosta in arancione. E ora la cronaca: maxi operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti, maxi operazione oggi tra Lombardia, Piemonte e Sardegna, in particolare nelle province di Varese, Cagliari e Torino. I carabinieri del nucleo investigativo di Cagliari, supportati dai comandi territorialmente competenti dell'Arma, e insieme ai cacciatori di Sardegna, le unità cinofile e l'11° reparto nucleo elicotteri di Elmas, hanno eseguito 16 provvedimenti cautelari. Si tratta di 12 custodie cautelari in carcere e 4 persone agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre effettuati 60 decreti di perquisizione. Si tratta appunto di un vasto traffico di droga smantellato dai carabinieri. E spostiamoci a Varese per vedere lo stato delle strisce pedonali in via Salvito. Il servizio è di Barbara Zanetti. Buongiorno, ci troviamo in via San Vito, una delle vie più trafficate di Varese. Siamo venuti a verificare la situazione per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali. Come potete vedere, e in tutto ce ne sono circa una decina, le strisce pedonali sono quasi del tutto cancellate, ma sono stati installati alcuni segnalatori luminosi perché appunto di notte si possano vedere bene gli attraversamenti. La situazione però è un po' questa: di giorno i pedoni e le auto viaggiano a velocità comunque molto sostenuta e raramente gli automobilisti guardano in alto, dove appunto ci sono i cartelli che naturalmente di giorno sono spenti. Quindi diventa veramente pericoloso per i pedoni attraversare, situazione che non si propone per fortuna invece nel periodo notturno. Sono 8 gli attraversamenti che hanno questo problema. E chiudiamo con l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. I lettori di Prealpina potranno seguire oggi, a partire dalle 14:30, una diretta speciale trasmessa sui canali social del nostro giornale, una diretta dedicata appunto all'elezione del prossimo Capo dello Stato. Con il direttore di Prealpina, Daniele Bellasio, ci saranno Silvestro Pascarella e Anna Chiara Giordano, e si avranno inoltre vari ospiti in collegamento
immediatamente per fare il punto sullo scrutinio e analizzare la situazione. E questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG delle ore 19. Buona giornata.